Buonasera da parte di Giulio Arnolieri, siete collegati con il Palazzetto dello Sport di Sarzana per l'esordio in campionato della formazione ligure che, come vedete in sovrimpressione, è già attesa da un derby tosco-ligure, chiamiamolo così, visto che affronta il Forte dei Marmi, il Versilocchio Forte dei Marmi, una partita di grande richiamo ovviamente per la vicinanza delle due cittadine, e anche perché è ormai una tradizione consolidata, perché il Sarzana è una protagonista della Serie 1 già da parecchi anni. Prima di addentrarci nella disamina dell'incontro, direi di iniziare con le interviste ai due allenatori. Iniziamo per dovere di ospitalità con Roberto Crudeli, allenatore del Forte dei Marmi. Roberto Crudeli, un esordio di campionato difficile perché la pista di Sarzana non è mai facile, la tua squadra molto rinnovata, però mi sembra che per quanto riguarda il precampionato sia stata in crescita. Sì, però come sai benissimo il precampionato dà sempre qualche punto di riferimento, ma poi non è proprio lo specchio di quello che poi è il campionato. Però comunque noi siamo stati contenti della crescita che abbiamo fatto, che siamo giocatori tutti completamente nuovi, quindi era importante assemblare bene la squadra e cercare di renderla tale. E questo esordio chiaramente speravo, col fatto che il Forte era arrivato secondo l'anno scorso, un esordio un pochino più morbido. È la prima volta che capita che la seconda che arriva in classifica non incontra una delle quattro dell'anno scorso, quindi niente, è andata così, quindi non è che dobbiamo affrontarle tutte, però è chiaro che per una squadra nuova era importante avere un approccio diverso, ma questo non cambia il nostro modo di pensare, il nostro modo di fare in pista. Ecco, appunto hai detto giustamente una squadra molto rinnovata, a che punto giudichi il lavoro fatto fino a questo momento? Ma noi credo che un 60% di quello che dovevamo mettere dentro la squadra ce l'abbiamo messo, e un 60% può sembrare poco, ma dopo un mese credo che abbiamo fatto tantissimi allenamenti, molte più volte in pista rispetto al normale, e quindi sono contento del fatto che che è una percentuale abbastanza buona di quello che volevamo. E poi adesso bisogna cominciare a mettere un po' più di particolari, un po' più di dettagli, che sono poi quelli che faranno la differenza durante l'anno. Bene, dopo le parole di Roberto Crudeli, allenatore del Forte dei Marmi, vediamo quella che è la formazione della società rossoblù, di cui poi parleremo. Eccola qua. Il quintetto di partenza formato dal numero 22 Riccardo Ognata, poi il numero 4 Thomas Lopez, numero 5 Sebastian Dualde, numero 9 Alessandro Checchetto e numero 17 Piercarlo Cacciaguerra. A disposizione il secondo portiere Raffaello Sciupi con il numero 44, David Ballestero con l'87, Tommaso Giovannelli 78, Alex Raffaelli 37, Liam Bozzetto numero 18. Intanto le squadre stanno entrando in pista e ascoltiamo adesso le parole dell'allenatore della formazione di casa, Sergio Festa. Sergio Festa, esordio con una squadra che non è come le altre, diciamo così, oltre a essere una tua ex squadra è un derby tosco-ligure, quindi è un esordio di campionato un po' speciale. Sì, beh, come già detto in altre interviste, la prima di campionato già di per sé riserva tante emozioni. Sono sempre partite un po', tra virgolette, strane le prime di campionato. Se in più ci mettiamo che è un mezzo derby, è chiaro che tutta quella tensione, quella emotività cresce, e quindi insomma, quello che ho chiesto ai ragazzi è saper gestire proprio queste emozioni. Ecco, dovessi dare una percentuale, a che punto è questo tuo Sarzana? Già al top, ovviamente la stagione è lunga, non penso. Come giudichi il lavoro fatto fino a questo punto e quindi quanto ancora potrà migliorare? Ma diciamo percentuale non la posso dare, nel senso che abbiamo ancora tanto da lavorare, tanto da crescere, abbiamo una grandissima voglia di fare, abbiamo lavorato tanto, siamo in pista da dopo Ferragosto, quindi abbiamo lavorato tanto, siamo a buon punto, però chiaramente siamo ancora in fase di costruzione e di amalgama, quindi mi aspetto comunque una squadra pronta, ma che insomma può crescere ancora tanto.
Galoppi di Follonica e Davoli di Correggio, quindi le squadre, il Forterame è già in pista, lo vedete in completa tenuta bianca con bordi rossi. Dovrebbe entrare fra qualche istante il Sarzana, chiaramente lo sentirete dall'incitamento dei tifosi, in particolare dal gruppo degli incessanti che è già al suo posto. Eccolo qua anche la grafica della formazione sarzanese: 10 Simone Corona nello starting 5, numero 17 Rubio, numero 11 Borzi il capitano, numero 27 Munnè e numero 7 Luca Stabarelli. Capitano del Forterame non credo di averlo detto, ma è Riccardo Ognata. E quindi una partita molto molto importante, quasi un peccato che arrivi alla prima giornata di campionato, come avete sentito anche Roberto Crudeli, perché è ormai una classica dell'hockey in salsa locale, ma non solo, perché ormai il Sarzana è diventata una protagonista costante e ad alto livello. Non dimentichiamo la Coppa Italia che non molti anni fa la formazione ligure conquistò proprio a Forte dei Marmi, allora era guidata da Mirko Bertolucci, con una accoppiata di successi importantissimi proprio sulla pista Forte Marmina. Per quest'anno il Sarzana ha cambiato alcune cose nella formazione, ci sono da segnalare gli innesti di Tabarelli che proviene dal Giovinazzo e di Munnè che proviene dall'Alpicat, ma è un giocatore del settore giovanile del Barcellona e questo vuol dire molte cose. Per quanto riguarda gli altri, le conferme sono importantissime, ci sono anche 3 ex di un certo peso, l'allenatore Festa, De Rinaldis e naturalmente anche Xavi Rubio. Per quanto riguarda i precedenti, decisamente diverso l'andamento delle sfide di campionato e dei playoff, perché in campionato il Sarzana strappò il pareggio all'andata a Forte dei Marmi la scorsa stagione 3-3, si impose proprio su questa pista per 2-0. Nei quarti dei playoff invece netti successi del Forte dei Marmi per 7-0 sulla pista versiliese e per 8-1 sulla pista ligure. Al termine della regular season lo scorso anno il Forte dei Marmi chiuse al secondo posto, il Sarzano al settimo dopo un girone di ritorno giocato su altissimi livelli. Non è ancora entrato in pista la formazione di casa, ma gli incessanti stanno già facendo sentire. Buon pubblico, anche perché comunque è una partita certamente di richiamo. Ci sono anche una trentina o forse oltre i tifosi rossoblù, mentre la formazione ligure è sostenuta a occhi e croce, considerando la curva e la tribuna, 150-200 spettatori. Vediamo, dovremmo essere vicini all'inizio. Ricordo che questa è la prima giornata del campionato di Serie A1 che compie 103 anni, infatti il primo scudetto dell'hockey su pista italiano risale al 1922, fu vinto dalla formazione del Pola, che a quell'epoca era una città italiana, e fu giocato tutto a Milano in una sola giornata. Poi molto lunga la storia dell'hockey italiano, che sicuramente ha riservato grandissime emozioni in questi 103 anni di vita. Vediamo fra quanto arriveranno in pista i giocatori liguri. Siamo comunque in sufficiente orario. Sulla panchina, ecco, stanno arrivando in questo momento il portiere Simone Corona con il numero 10, lo vedete inquadrato, e prima chiaramente Davide Borsa il capitano. Intanto c'è già un parziale, Giovinazzo Valdagno 1-1, si è iniziato alle 20, mentre come vedete il finale giocata ieri sera Monza Bassano 4-4, e già questo insomma diciamo che è una mezza sorpresa, perché se certamente il Monza è una formazione di tutto rispetto, il Bassano alla vigilia, il Bassano di Alessandro Bertolucci, altro allenatore che qui alla Sarzana ha lasciato un grande ricordo. Dicevo, il Bassano di Alessandro Bertolucci è stato bloccato sul pareggio. Bassano che sulla carta è accreditata fra le possibili candidate alla vittoria finale, insieme a Trissino soprattutto, sono loro due. Poi qualcosina al di sotto Lodi, Valdagno e Centro Giovani, ma si sa che i pronostici si fanno apposta perché poi possono venire smentiti, anche se poi il primo trofeo stagionale, che si riferisce alla vecchia stagione, ha visto il pronostico rispettato, visto che l'ha vinto il Trissino battendo in ambedue le partite, sia pur di misura, il Lodi. Comunque
Trissino che lo scorso anno aveva vinto sia il campionato che la Coppa Italia e che ha calato il Tris proprio vincendo la Supercoppa. Siamo pronti, le squadre sono in pista, dopo il rituale giro di campo ci saranno i saluti e poi si comincerà a giocare, quindi anche per Sarzana e Forte dei Marmi inizierà il campionato 2025-2026, un campionato che come al solito dopo la regular season vedrà la disputa dei playoff, scudetto, preliminari e così via. C'è chiaramente grande attesa per vedere i vari nuovi giocatori sia nelle file del Sarzana, l'abbiamo già detto, Tabarelli e Munnè, sia nelle file del Forte dei Marmi, che è praticamente tutto rinnovato, perché alle partenze di Federico Ambrosio, Tornere e dell'allenatore De Gerone passati al centro giovani, di Borgo a Lodi, di Fratelli, Francisco e Patrizio Pinazar al Bassano e di Rossi, Francesco Rossi, altro ex sarzanese che ha concluso l'attività. Ci sono stati gli ingaggi di Duhalde, de Lopez, argentini, poi di Ballestero, che era già stato alla dipendenza nello Scandiano di Roberto Crudeli, è il giocatore più esperto della rosa, e poi ci sono l'ex centro giovane Alex Raffelli, Liam Bozzetto proveniente da Lodi e Alessandro Checchetto, che viene dal Montebello ma originario di Trissino. Eccoci le squadre in pista per i saluti e tra poco si comincerà, vedremo se i quintetti che sono stati preannunciati saranno rispettati. Ho sbagliato, il giocatore più anziano della formazione rossoblù è Riccardo Ognata, il portiere di enorme esperienza, con una lista lunghissima di presenze anche in nazionale, un europeo, quello 2014, originario di Breganze, ormai da anni si è accasato a Forte dei Marmi, è stato praticamente l'elemento intorno al quale il direttore generale Walter Luisi, il presidente Tosi hanno costruito, e ovviamente Roberto Crudeli hanno costruito questa formazione, una formazione chiaramente ridimensionata dopo la conclusione del progetto Felicità, fortemente voluto da dottor Attilio Bindi, che aveva portato alla vittoria di una Supercoppa, una Coppa Italia e un campionato. Però una squadra che nelle prime partite ha ben impressionato, diciamo un rendimento in crescita, anche se poi, come avete sentito, Roberto Crudeli ha parlato di una squadra al 60%, del resto anche il Sarzana, anche se meno rinnovato, deve ancora crescere e non c'è niente di meglio che le partite ufficiali per crescere e per acquisire proprio quello che è il clima della partita. Intanto la pista sarzanese è praticamente al completo, quasi tutti completi posti a sedere, e anche le curve sono quasi al completo, quindi ottimo colpo d'occhio, un'ottima cornice di pubblico per questo esordio in campionato e casalingo per il Sarzana, che vedete con la maglia strisce orizzontali rosso-nere, calzoncini rossi, calzettoni rossi. Ecco il completamento dei rituali. Sergio Festa confermato e giustamente sulla panchina rossonera dopo una stagione che aveva visto la sua squadra iniziare un po' lenta ma poi chiudere la regular season con una serie di risultati di altissimo livello. E quindi chiaramente per quanto riguarda il Sarzana l'idea è quella di continuare sul percorso, con il percorso con cui la squadra aveva concluso la regular season. Vediamo quindi le formazioni, gli arbitri sono già in pista, cioè ci sono anche i giocatori ma c'è da vedere i quintetti effettivi. Siamo in lieve ritardo.
Forteremarmi già schierato, ma arriva anche il Sarzana, dopodiché daremo una rapida scorsa ai quintetti. Per quanto riguarda il Sarzana, fra i pali naturalmente Simone Corona, poi ci sono Francesco De Rinaldis con il numero 88, Davide Borsi il capitano con il numero 11, Xavi Rubio con il 17 e Jan Munné con il 27. Per il Forteremarmi fra i pali Riccardo Ognata, poi c'è con il numero 5 Dualde, con il numero 4 Lopez, con il numero 87 Ballestero e nel reparto arretrato davanti al portiere Ognata con il 18 Liam Bozzetto. Eccoci pronti, siamo pronti a iniziare questa partita, battuta come al solito succede alla formazione ospite. È proprio Bozzetto che prova ad andare verso il centro, mantiene possesso di palla. Lopez, giocatore argentino molto giovane e anche molto promettente, manovra la squadra di Roberto Crudeli. Dualde che eccolo, recupera la pallina vicina all'area del Sarzana, niente di fatto, recupera Rubio, il metronomo della squadra, giocatore gioco fermo. Non è stato rispettato il tempo per uscire dalla metà pista, quindi deve essere ribattuta la rimessa in gioco. È il Forteremarmi che batte. Bozzetto, Lopez, ancora la formazione rosso-blu, chiaramente in maglia bianca. Lopez, Ballestero, giocatore che fisicamente ricorda Davide Motaran, molto potente anche come potenza di tiro. Intanto ancora Lopez va alla conclusione, tiro sul fondo, ritorna la pallina in pista ma viene recuperata da De Rinaldis e riparte il Sarzana. Rubio, dalla sua stecca partono i suggerimenti per i compagni. Borsi, ancora Rubio e Borsi scambiano, superata la metà pista. Le dimensioni abbastanza ridotte della pista sarzanese fanno sì che le partite siano sempre molto spettacolari e ci sia sempre una necessità per qualunque squadra di non distrarsi mai. Intanto una pallina vicino alla porta, riparte il Forteremarmi, basta pochissimo per passare da un'azione subita a un'azione proposta in avanti. Riparte ancora la squadra ligure. La deviazione molto bella di Borsi ci arriva in spaccata Agnata, poi ancora in lotta Forteremarmi. Lopez ancora si fa vedere, tiro sul fondo, la pallina finisce sulla rete di protezione della porta, quindi ci sarà una rimessa a 2. Rubio e Ballestero per l'ingaggio, due spagnoli fra l'altro. Rubio, Borsi, anticipato dal Forteremarmi, Ballestero al volo per Lopez che non riesce a concludere. Dall'altra parte Borsi ribattuto il suo tiro, immediata la ripartenza di Dualde, chiama in suo aiuto Bozzetto, gira dietro la porta Bozzetto, giocatore veneto ma che si è consacrato nell'Odi di Pierluigi Bresciani. De Rinaldis, Borsi, Rubio ancora, attenzione, non tira ma prova il servizio per De Rinaldis. Riparte il Forteremarmi. Lopez cerca di farsi vedere, chiude bene Borsi, serve poi Munné in avanti, manovra ancora il Sarzana, ancora Munné chiamato alla ripartenza da metà pista, poi Rubio che resta a presidiare la propria metà pista, recupera Bozzetto alza la testa, serve Ballestero, poi Lopez, Bozzetto, ancora Ballestero, Dualde dietro la porta pronto a farsi vedere. Bozzetto, la conclusione sul fondo, poi recupera Munné,
Munne, gran lavoro, palla alzata e poi schiacciata e Gnata fa buona guardia. Poi ancora il Forte dei Marmi, conclusione di Dualde. Corona non si fa sorprendere. Se c'è un ruolo in cui qui a Sarzana non ci si può mai distrarre è proprio quello di portiere, perché arrivano tiri da tutte le posizioni. Rubio, Munne ancora, conclusione ancora Gnata. La pallina viene rimessa in gioco dal Forte dei Marmi. Ancora fermo il gioco, bisognava recuperare la pallina. Ballestero riceve da Lopez, in avanti intervento di Rubio su Dualde che finisce a terra. Vediamo, l'arbitro ha interrotto il gioco, presumo ci sia, Rubio va subito a sincerarsi delle condizioni dell'avversario, niente di grave fortunatamente, e quindi si riprende. Non ci sono comunque falli di squadra per il momento, no, c'è soltanto, anzi c'è la rimessa a favore del Sarzana, quindi l'arbitro aveva interrotto il gioco ma non aveva preso decisioni a danno della formazione di casa. Borzi, De Rinaldi, se la palla si alza, schiacciata, poi recuperata ancora dal Forte dei Marmi, niente di fatto al Sarzana adesso. Rubio ancora, Munne ancora, anche lui come Tabarelli che non è ancora entrato in pista all'esordio. Borzi, capitano, supera la metà pista in questo momento, prova l'azione, poi ritorna indietro. Adesso ancora Munne si propone sulla destra, tenta la schiacciata Borzi e non riesce, ma Gnata comunque deve intervenire. Ancora Sarzana avanti, Borzi, Rubio, ancora Rubio, conclusione e Gnata e la difesa ci arrivano. È cresciuto il Sarzana dopo un inizio in cui il Forte dei Marmi aveva creato qualche occasione. Negli ultimi minuti, come avete visto, è il Sarzana che si è fatto vedere più volte davanti a Riccardo Gnata. Ballestero prova il tiro da fuori sul fondo, Rubio invita i suoi ad andare avanti, Munne parte da dietro. Già buona personalità da quello poco che si è visto fino ad ora per questo spagnolo, più che promettente a dire il vero, perché se ne parla decisamente bene di lui, come anche si parla molto bene di Lopez, il giocatore più giovane del Forte dei Marmi. Buon lavoro di Munne, ci vuole veramente una grandissima parata di Gnata che è andato letteralmente a togliere la pallina dall'angolo alla sua destra. Vediamo poi dopo se riusciremo a rivederla, perché grande azione di Munne e ottimo intervento veramente di Gnata, decisamente l'intervento più pericoloso. Non è facile nemmeno per chi è in regia in queste partite, perché trovare il tempo per un replay con questi continui capovolgimenti di fronte non è facile. Conclusione dall'altra parte, esce Corona, niente di fatto, riparte ancora il Sarzana. Alla conclusione Borzi, tiro che viene deviato da Gnata sull'esterno della propria rete. E ancora Rubio, senza un attimo di respiro questa partita. Del resto è una delle caratteristiche dell'hockey in generale e dell'hockey giocato a Sarzana in particolare. Ballestero, Dualde, dietro la porta Lopez. Ancora non ci sono stati cambiamenti nelle due squadre, sono passati come vedete circa 7 minuti e qualcosa. Lopez cerca di prepararsi, la schiaccia senza riuscirsi, poi dalla parte opposta Munne questa volta mette
fuori, e riparte ancora il Forterammi. Bozzetto, sono in 3 i giocatori del Forterammi, rinviene benissimo Munnè da dietro, togliendo pallina. Adesso la superiorità è del Sarzana con Borzi, forse anche troppo altruista. Ancora Munnè, girata, assedio sarzanese, resiste Gnata e la difesa rossoblù. Vicinissima al gol il Forteremarmi, che aveva sprecato una ripartenza poco fa. Perde una ginocchiera De Rinaldis, che resta comunque in pista. Bozzetto prova a dare la palla avanti, poi c'è uno scontro di gioco fra Ballestero e Rubio. Ballestero va a scusarsi, Rubio non accetta le scuse facendo la mimica della gomitata. Time out, è il primo time out chiesto dal Forteremarmi, dovrebbe essere. Diamo il replay, la conclusione è ancora un'azione, quella prima del Forteremarmi, adesso una conclusione con Munnè, eccola qua, l'abbiamo vista, con la parata rignata sulla sua destra, poi ancora, eccola qua, molto bella, difficilissima la parata rignata. Questa è la conclusione di Borzi, parata, e poi questa in cui forse Borzi ha peccato un po' di altruismo, perché era in buona posizione, pensava, in effetti aveva ragione, perché Munnè aveva, essendo un po' più arretrata, aveva lo specchio più aperto della porta, però non è bastato per far andare in vantaggio un Sarzana che negli ultimi minuti ha creato decisamente parecchie occasioni in cui la porta di rossoblù. Gioco fermo e giustamente il signor Galoppi va a richiamare i due contendenti, che si scusano, o meglio si scusa Ballestero. Tutto chiarito, meglio così, fair play in pista, e si riprende con la rimessa in favore del Forteremarmi. Lopez e Ballestero, che non abbiamo ancora visto al tiro perché giustamente Crudeli lo tiene parecchio in copertura. In una pista come questa è chiaro che bisogna stare molto attenti. È entrato Raffelli nelle file del Forteremarmi, nessuna modifica nel Sarzana. Alex Raffelli, lo scorso anno al Centro Giovani Calciatori. Riparte il Sarzana. Munnè ancora. Festa giustamente insiste con il quintetto iniziale, che negli ultimi minuti ha messo in difficoltà la difesa rossoblù. Ancora Munnè. Insomma, considerando che è l'ultimo arrivato e che quindi potrebbe avere meno intesa con i suoi, in realtà se la sta cavando decisamente molto molto bene il numero 27 spagnolo, che si è già proposto varie volte anche al tiro. Ma del resto, insomma, chi segue da un po' di anni l'hockey saprà che difficilmente Maurizio Corona sbaglia gli stranieri, anche senza ricordare Rampuglia, il fuoriclasse argentino che si è segnalato a Sarzana e poi si è consacrato in Portogallo. Io non ricordo francamente un giocatore da oltre confine che non si sia ben comportato a Sarzana. C'è da dire anche che l'ambiente della società ligure è un ambiente in cui tutti si trovano bene, una società che mette a proprio agio i giocatori. Non lo dico perché sto facendo la telecronaca della squadra di casa, perché io non sono di Sarzana, anzi ringrazio l'amico Maurizio Corona che mi ha dato la possibilità anche di cimentarmi in una telecronaca fuori casa, ma effettivamente in tutto l'hockey italiano Sarzana è giustamente indicata come una società modello. Ancora Munnè. È entrato Tavarelli nelle file liguri, numero 7, al posto, se non vado errato, di De Rinaldis, e c'è un bel passaggio in avanti per Lopez che però non riesce ad agganciare, e quindi la difesa del Sarzana libera. Munnè, quindi tutti e due i nuovi acquisti del Sarzana in pista contemporaneamente.
mentre nel reparto arretrato Rubio e Borzi sono due sicurezze e con un'esperienza ormai enorme. Tabarelli si libera in dribbling, conclusione ben parata, ragnata. Ancora Tabarelli che è già abituato al clima del campionato italiano venendo dalla formazione del Giovinazzo. Parte Raffelli, bello il passaggio, anche qui Lopez pecca un po' di altruismo perché avrebbe potuto concludere, ha preferito chiamare in azione Bozzetto, niente di fatto. Poi se dopo rivedremo, secondo me era in condizione anche di poter concludere Lopez, aveva una buona visuale della porta, anche se era un po' decentrato sul fronte offensivo rossoblù. Gioco fermo, 5 secondi, time out, se non vado errato dovrebbe esserci il time out che è chiesto dal Sarzana a questo punto. 0-0 il risultato, come vedete, 11 minuti, quasi 12, e adesso vedete inquadrata la panchina di Roberto Crudeli, una leggenda dell'hockey giocato e anche un allenatore che, non dimentichiamolo, ha regalato al Forte Remami il primo scudetto e ha condotto per buona parte della stagione del secondo scudetto la formazione rossoblù, quindi, e poi un giocatore che ha molte esperienze ormai, un allenatore che ormai ha anche molte esperienze, Lodi, Novara, e insomma quando si parla di Roberto Crudeli, ripeto, il termine leggenda non è esagerato. Comunque i portieri tornano in pista, vediamo intanto, vedete i risultati in sovrimpressione, il Valdagno vantaggia Giovinazzo, così come il Follonica a Breganze, e a Giovinazzo siamo già nel secondo tempo. Il Valdagno al momento sta rispettando i pronostici che lo vedono come una delle squadre più quadrate e accreditate di questa stagione 25-26. Un gradino sotto, abbiamo detto, forse Trissino e Bassano, ma molto vicino a Lodi, e anche, secondo me, per la campagna acquisti vicino anche a un centro giovani che ha notevolmente potenziato il suo organico con un attaccante del calibro di Federico Ambrosio e con un giocatore come Enric Torner, che è uno dei migliori della Serie A1 italiana. Ancora fermo il gioco, siamo pronti per riprendere. La rimessa è della formazione ospite, vedete Raffelli, no, Bozzetto e Lopez. Lopez, Bozzetto, Raffelli, Ballestero, Lopez, movimento del Forte Remami, conclusione di Ballestero, contratto da Rubio, e poi riparte il Sarzana. Munné, è entrato anche il numero 5, l'avete visto, l'altro straniero della formazione ligure, quindi tutti e 4 giocatori di movimento, se non vado errato, sono giocatori stranieri, Rubio, Munné, Manrique e Tabarelli in questo momento, quindi turno di riposo per Borzi, mentre ancora l'unico del Sarzana a non avere avuto avvicendamenti, ma non è una novità perché in tutte le squadre dove Xavi Rubio gioca sono pochissimi minuti che lui ha di riposo, perché è veramente un giocatore inesauribile. Bozzetto, Lopez, Raffelli, Bozzetto prova la penetrazione, molto attenta la retroguardia del Sarzana, recupera la pallina la squadra di casa, poi la riperde, c'è un po' di mischia, esce con la sfera il Sarzana, ma l'arbitro ferma il gioco
decretando una palla a 2. Il signor Davoli. Rimessa in favore del Forte dei Marmi, mentre non ci sono ancora, come vedete anche dalla sovraimpressione, non sono stati ancora commessi falli di squadra. Questo naturalmente è positivo perché indica che le due squadre pensano soprattutto a giocare. Ricordo anche che se ci sarà un'espulsione temporanea avremo modo di dire della modifica regolamentare che c'è stata quest'anno. In pratica l'espulsione temporanea viene scontata per intero anche se la squadra che l'ha subita subisce il gol, e questa è una modifica regolamentare che potrebbe portare. Fallo di squadra è arrivato adesso, il primo fallo di squadra commesso dal Sarzana, che intanto però riparte. Munne, conclusione, Ignata para ancora, e dalla parte opposta Lopez con Corona che devia sul fondo. La rimessa è comunque per il Sarzana, quindi la pallina si era alzata al momento del tiro. Rubio ancora, va da solo, mette al centro, buona la chiusura del triangolo di Munne, ma la difesa libera. Tabarelli, salta Raffelli che chiedeva l'antigioco, ma gli arbitri hanno un'altra opinione. Palla Lopez si gira, chiama Ballestero, ancora Ballestero che ha scambiato con Raffelli. Bozzetto, Lopez fronteggiato da Tabarelli, cerca di entrare in area, l'arbitro lascia proseguire. Intanto la conclusione, il vantaggio del Sarzana con il numero 27 della formazione ligure al 14:55. È il numero 27 Manne che porta in vantaggio il Sarzana. L'abbiamo rivista la realizzazione, è la prima volta forse che la difesa del Forte dei Marmi non riesce a spostarsi con la necessaria rapidità e il Sarzana non ha sprecato l'occasione. 1-0 quindi per la formazione di casa, gol di Manne, Munne, eccolo qua, lo vedete inquadrato proprio, eccola qua l'azione, la rivediamo, e infatti era completamente solo Munne sulla destra di Ignata, e al suo esordio nella formazione ligure mette a segno la sua prima rete in campionato, prima rete del Sarzana in questo campionato, prima rete di Munne ovviamente con la maglia del Sarzana in questa stagione e in assoluto. Quindi è il numero 27, giocatore come abbiamo detto che proviene dall'Alpicat ma nato nella cantera, come si suol dire in Spagna, in spagnolo, del Barcellona, e quindi tanto c'è un avvicendamento nelle file del Forte dei Marmi. È entrato Checchetto che ha dovuto saltare buona parte della preparazione per problemi fisici, e come diceva Crudeli deve essere gestito un po' alla volta il suo rientro, quindi non ha ancora nelle gambe un minutaggio pari ai compagni che hanno svolto tutta la preparazione. Comunque nell'ultima amichevole contro il Follonica, quella vinta dal Forte dei Marmi 7-2, si è già ben comportato. Intanto De Rinaldis supera proprio Checchetto. Rubio, pochi minuti quindi di riposo per De Rinaldis. Ancora il numero 88, è ancora il Sarzana comunque in avanti. Tabarelli
Rubio, grande visione di gioco di Xavi Rubio. Ballestero lottando riesce a avere la meglio su Manrique, poi perde palla Raffelli, il tiro di Munè, poi ancora gioco fermo, fallo di squadra fischiato contro il Forte dei Marmi. Dovrebbe essere uno per parte a questo punto. Gioco fermo, aveva protestato, ecco rivediamo l'azione, aveva protestato il giocatore del Sarzana per un fallo di stecca sulla sua stecca da parte di Raffelli. Gli arbitri non hanno rilevato. Intanto vedete Crudeli che spiega il modo, quello che devono fare i suoi giocatori in pista. Vediamo se al rientro in pista le due squadre avranno delle modifiche. Intanto il tabellone, la segnapunti in sovrimpressione ecco, deve essere resettato. Mancano 8 minuti e 45 secondi alla fine del primo tempo. Eccolo qua, rimessa in gioco dal Sarzana, infatti un fallo di squadra per parte. Tabarelli al centro, si gira Manrique, poi ancora Sarzana avanti, Tabarelli, Sarzana cerca la seconda rete, Lopez prova a ripartire, palla avanti un po' troppo lunga per Ballestero che però la recupera. Checchetto, Lopez ancora, si lotta alla fine della pista, finisce a terra Lopez. Secondo fallo di squadra del Sarzana, gioco fermo. Rumoreggiano i tifosi del Forte dei Marmi dietro la porta di Corona. In lotta, finisce a terra Checchetto, stavolta però non c'è fallo, dicono gli arbitri, e il Sarzana può ripartire. De Rinaldis, Rubio, Manrique si libera bene di Checchetto, poi il tiro viene parato e c'è la rimessa in favore del Forte dei Marmi. Ballestero, palla avanti che però viene recuperata da Rubio, qualche sbavatura nel Forte dei Marmi, è vicinissimo al raddoppio il Sarzana con una deviazione del numero 5 del Sarzana che Gnata con l'aiuto del palo riesce a allontanare dalla propria porta. Manrique è stato l'autore di questa conclusione. Dalla parte opposta ancora De Rinaldis, il fronte sinistro offensivo del Sarzana, destro difensivo del Forte dei Marmi, è quello dove la formazione ligure si trova più a suo agio. Conclusione di Dualde, parata di Corona. Bozzetto prova a far tutto da solo, un rimpallo consente il recupero del Sarzana. Tabarelli, Rubio, ora Rubio, Sarzana con Rubio che gestisce la fase di impostazione, ancora Rubio, De Rinaldis, praticamente Rubio De Rinaldis, cioè De Rinaldis sta giocando in questa fase come giocava prima Borzi, come vedete, e Rubio gioca come giocava prima Rubio perché è sempre in pista. Conclusione di De Rinaldis, ribattuta da Gnata proprio sullo stesso De Rinaldis, che ancora serve Rubio. In avanti, alla meglio in difesa Dualde,
Checchetto, Ballestero, Dualde, Bozzetto, non aggancia, recupera comunque Ballestero, il più veloce, prova ad accentrarsi e qualche problema nel controllare la sfera. Alla meglio poi la difesa del Sarzana. Rubio, Tabarelli, ancora Sarzana. Rubio chiama al piazzamento i suoi, poi tira da fuori De Rinaldis, non c'è la deviazione, recupera la difesa, si strattonano Manrique e Bozzetto. Per l'arbitro il fallo l'ha commesso il giocatore del Sarzana, che non è d'accordo. Punizione in favore del Forte dei Marmi, terzo fallo di squadra per la formazione, commesso dalla formazione ligure, uno solo per il momento commesso dal Forte dei Marmi, che riparte con Bozzetto. Ancora Bozzetto, ribattuto Rubio, ancora Rubio, indietro De Rinaldis, questa volta chiude bene la difesa sul spunto di Manrique, poi dalla parte opposta prova la conclusione Munnè, niente di fatto, può ripartire il Forte dei Marmi. Bozzetto, serve Dualde che però non si avvede del passaggio, recupera De Rinaldi, poi recupera ancora il Forte, attenzione, conclusione e pareggio di Checchetto, 1-1 al 20° e 46 secondi. Checchetto va in gol anche lui all'esordio, come era stato per Munnè per il Sarzana. 1-1, botta e risposta, eccolo qua, buona conclusione. Crudeli ha molta fiducia in Checchetto, mi ricordo di averci parlato prima dell'inizio del campionato e diceva proprio che il fatto di aver dovuto fare a meno per tutta la preparazione di Checchetto lo preoccupava non poco, perché era uno dei giocatori su cui puntava molto, ma del resto poi nell'hockey non è che si può pensare di non avere un giocatore della rosa su cui non si punta. E se vogliamo le due squadre sono un po' speculari quanto a formazioni, ambedue hanno 8 giocatori di maggiore esperienza e 2 più giovani prodotti del vivaio locale, che però hanno già avuto modo di mettersi in luce nelle serie minori e anche in Serie A1. Si tratta di Lavagetti e Angeletti del Sarzana e di Cacciaguerra e Giovannelli, Tommaso nella fattispecie, il più grande dei fratelli Giovannelli, nelle file del Forte dei Marmi. Rubio, è rientrato Borzi ed è uscito De Rinaldis. Munnè fermato dalla difesa del Forte dei Marmi, Forte dei Marmi che ha realizzato il pareggio e riparte adesso, attenzione il Sarzana allo specchio buono, molto bello il servizio di Manrique per Borzi e sul tiro però fa buona guardia Gnata, mi pare, con il casco. Bel contropiede del Sarzana e bisogna stare molto attenti in queste piste. Gioco fermo, palla a 2, perché come dicevo prima bastano 2 passaggi per arrivare in porta. Oddio, nell'hockey ci si arriva anche nelle piste più grandi, ma qui è ancora più agevole. Rubio, su di lui Checchetto, ancora Rubio, poi va sul fondo, non c'era nessuno libero, Checchetto riesce a saltare Manrique ma viene fermato, poi a sua volta fermato, fase un po' confusa con batti e ribatti, e riparte con Dualde la formazione di Crudeli. In avanti Bozzetto, Ballestero si libera, mette al centro, chiude il triangolo Checchetto
la pallina termina fuori, palla alta, rimessa in favore del Sarzana. Rubio, Borzi, Rubio ancora. Partita decisamente piacevole, come avete visto, gioco che non ha mai fasi di stanca e squadre che non possono mai letteralmente tirare il fiato. Buon lavoro di Munnè, poi palla per Borzi e il gol di Borzi che riporta in vantaggio il Sarzana. Gol al 23esimo esatto del primo tempo. Davide Borzi, capitano, bandiera della squadra ligure, nelle cui file ha praticamente quasi sempre militato. Eccolo il servizio di Munnè, grande assist e grande anche la conclusione della distanza di Borzi. Dicevo, Borzi che ha praticamente sempre giocato a Sarzana, tranne, se non vado errato, solo una brevissima parentesi a Matera. Intanto la conclusione subito del Fortere Marmi, parata da Corona, poi Dualde cerca l'alza e schiaccia, capisce tutto Corona, ancora Fortere Marmi in avanti, un po' lungo il passaggio per Bozzetto. Sarzana che si è un attimo disunito dopo il gol segnato. Siamo a meno di 2 minuti, vedete, 1 minuto e 35 dalla conclusione del primo tempo. Certo che, consentitemi una riflessione da vecchio radiocronista, fare le telecronache con risultato, fare di squadra e tempo in sovrimpressione, insomma, agevola parecchio il lavoro rispetto a quando le partite si raccontavano a gente che nemmeno le vedeva. Quindi il progresso a livello di media dell'hockey è veramente notevole, anche perché poi non è soltanto la telecronaca, ma vedete replay e tutto il resto. Questo non significa che non si debba venire a vedere le partite, perché comunque il clima che si vive nei palazzetti è tutta un'altra cosa. Riparte il Fortere Marmi, Bozzetto sul fondo, e Rubio. Siamo all'ultimo minuto, vedete spiccioli, vediamo se il Sarzana gestirà. Non ha proprio il tempo materiale per chiudere la partita nell'azione, però sicuramente resteranno pochissimi secondi, sì, 4-5 secondi, se non va la conclusione nei 15-14 che mancano alla fine della propria azione, qualche secondo in più. Però mi sembra che la squadra di Festa stia soprattutto badando a gestire. Ora ancora in possesso di palla, termina, no, finisce il primo tempo. L'arbitro Galoppi aveva fatto segno che non si doveva riprendere, non doveva essere assegnata la pallina al Fortere Marmi perché aveva toccato il portiere. Comunque è finita la prima frazione sul risultato di 2-1, vantaggio di Munnè al 14,55, pareggio di Checchetto al 20,46, rete del nuovo vantaggio del Sarzana per Borzi al 23esimo, eccolo qua in sovrimpressione. Grazie e ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo. Riparte ancora
Siete di nuovo collegati con Palasport di Sarzana per il secondo tempo dell'incontro di hockey su pista fra il Sarzana, padrone di casa, e l'Hockey Forte dei Marmi. Primo tempo chiuso sul 2-1 a favore della formazione di casa. Intanto diamo subito un'occhiata ai risultati. Il finale 4-4 di Monza Bassano, vedete, Valdagno sta ancora conducendo a Giovinazzo per 4-3, Sarzana, vabbè, lo sapete ovviamente, Follonica sempre in vantaggio, siamo già nel secondo tempo, comunque a Breganze per 2-0, e Centro Giovani Calciatori ancora nel primo tempo perché la partita è iniziata alle 21, in vantaggio 2-0 sul Grosseto. Le altre partite si giocheranno domani alle 18, quindi anche i campioni d'Italia del Trissino esordiranno domani alle 18. Forte dei Marmi già in pista, vediamo il quintetto: Gnata fra i pali, Bozzetto, Dualde, Lopez e Ballestero. Sarzana che non è ancora arrivato, eccolo, Munné, grande minutaggio per lui, oltre che la rete di apertura. Arriva Rubio, ovviamente fra i pali dovrebbe esserci Corona. Rubio che, a parte il portiere, è l'unico giocatore che ha fra le due squadre che ha disputato l'intero primo tempo. Corona che sta completando la vestizione, poi è arrivato anche un terzo giocatore di movimento che dovrebbe essere il numero 5 Manrique, e arriva De Rinaldis. Quindi, ricapitolando, per il Sarzana: Corona, Rubio, De Rinaldis, Manrique e Munné. Tutto è pronto, si riparte. E decisamente buona la cornice di pubblico qui nel nuovo mercato di Sarzana. Pronti, partiti, e Sarzana infatti che ha battuto al centro come vuole il regolamento da quando non c'è più l'ingaggio. Primo tempo la squadra ospite, seconda quella di casa. Munné recupera la pallina, poi c'è l'intervento su di lui di Lopez, Bozzetto, palla conclusione, niente di fatto, recupera Manrique. Munné ancora, riesce a superare gli avversari, poi non è preciso il passaggio, comunque Manrique riesce a sua volta a mantenere possesso della sfera. Ancora Manrique, De Rinaldis, poi adesso è Rubio che va sul fondo, mette sul palo per Munné, niente di fatto, ancora la difesa del Forte dei Marmi con Lopez, giovane talento argentino, fatto parte della rosa delle nazionali giovanili sudamericane. Conclusione di Dualde, parata, e riparte Munné. Rubio, ancora la formazione ligure, prova la conclusione al volo De Rinaldis su assist di Manrique, para con il guantone Gnata. Riparte il Forte dei Marmi, con qualche difficoltà supera la metà campo Lopez, ce la fa comunque. Poi Bozzetto arriva sul fondo,
ancora Dualde per, scusate, Lopez per Ballestero, conclusione, parata di Corona. Riparte il Sarzana, Manrique fermato bene da Dualde, poi però arriva in seconda battuta Rubio, sempre lui, implacabile, e dall'altra parte c'è Munné che fa una bellissima azione da dietro la porta e trova un Ognata attento, veramente un ottimo elemento questo Munné. Presto chiaramente neanche 30 minuti di gioco e anche meno a livello effettivo, però decisamente ha fatto vedere delle ottime cose il giocatore spagnolo col numero 27 e non solo la rete. Ancora la formazione del Sarzana, Manrique finisce a terra, Lopez, fallo di Manrique. Lopez ha guardato l'arbitro come se sperasse nel cartellino blu, niente di fatto ovviamente, ma non ha protestato, ha solo lanciato un'occhiata diciamo speranzosa. Poi riparte la formazione di Crudeli, Ballestero, conclusione sul fondo, il più veloce è Dualde, ancora Dualde mette per Ballestero, la cui conclusione è parata da Corona appostato sul proprio palo di destra. Ancora Bozzetto, Forte dei Marmi avanti, c'è la porta di Corona un po' mossa, Lopez non riesce a recuperare in posizione centrale, si distende Munné che fa tutta la pista, gira dietro la porta, poi Manrique, Rubio, De Rinaldis, Rubio, Manrique, va alla conclusione ancora Rubio, riparte Lopez, serve Dualde, Dualde cerca di dribblare Corona che forse gli tocca la pallina quel tanto che basta per impedirgli la conclusione, riparte Sarzana, De Rinaldis, Manrique, Rubio, ancora De Rinaldis, riparte ancora Forte Rami, Lopez prova la conclusione, ribatte Corona, c'era sulla destra, attenzione scivola il difensore del Forte Rami, intanto siamo già dalla parte opposta, Lopez, il passaggio per Dualde, non lo trova del tutto pronto, però recupera la pallina Dualde. È rientrato Checchetto nelle file del Forte dei Marmi, al posto tanto ancora il Sarzana in avanti, quindi Lopez, Checchetto, Bozzetto e Ballestero, quindi Dualde è uscito ovviamente, Rubio chiama a aiutarlo Munné, poi dalla parte opposta Manrique, conclusione di Munné fuori bersaglio, fatto bene a provare perché c'aveva lo specchio della porta praticamente libero. Bozzetto, ora Bozzetto che scambia con Lopez, ora è Ballestero, Bozzetto ancora, recupera in fase difensiva Manrique, conclusione, buono intervento di Gnata che può far ripartire subito i suoi con una conclusione, anzi con un assist di Bozzetto per Lopez, il cui tiro viene parato da Corona. Riparte il Sarzana, anche il secondo tempo per il momento si mantiene piacevole con numerose occasioni da una parte e dall'altra, il folto pubblico di Sarzana penso che si stia divertendo.
si scontra con l'arbitro Manrique, mantiene comunque possesso di palla, triangolazione stretta, la meglio Checchetto che riparte, poi serve Bozzetto, niente di fatto là. E dalla parte opposta, attenzione, Ignata esce a salvare su Manrique solo. Dalla parte opposta Lopez, Bozzetto, niente di fatto nemmeno di qua. Ancora però il Forte in possesso di palla. Ballestero, Bozzetto, Checchetto, ancora Bozzetto, l'asse veneto del Forte dei Marmi di quest'anno, Bozzetto, Checchetto, poi Lopez, Ballestero. Stanno per scadere i 10 secondi o meglio 45 secondi del Forte dei Marmi. Conclusione di Ballestero, parata da Corona, rimessa a 2 e quindi ripartiranno i 45 secondi se la pallina sarà conquistata dal Forte dei Marmi. Sono passati 8 minuti dall'inizio del secondo tempo, il risultato vedete è sempre quello dei primi 25 e intanto dal novità il terza rete del Follonica, è finita Giovinazzo con la vittoria del Valdagno per 4-3, ancora 2-0 per il Centro Giovani, ma siamo come vedete nel secondo tempo. Grazie alla regia che ci tiene costantemente informati. Riparte il Sarzana a vincere la palla a 2. Ancora la squadra di Sergio Festa in possesso di pallina. Per il momento vedete per linee esterne, poi vediamo se riesce la penetrazione comune, fermato da Checchetto. Ballestero, Lopez ha qualche problema nel controllo per cui non può restituire immediatamente la palla a Bozzetto che era al centro. Checchetto, Bozzetto, Lopez finta, poi riesce a partire, troppo lunga però la pallina, recupera ancora il Forte dei Marmi, Bozzetto la conclusione, para Corona, poi Checchetto, la palla addirittura supera la porta, ritorna dalla parte opposta in pista e Manrique giustamente evita il tiro per proseguire l'azione. Ancora Sarzana in avanti, però è adesso il Forte dei Marmi che riconquista. Lopez, rimpallo non favorevole della balaustra e il Sarzana recupera la pallina. Manrique, Tabarelli è rientrato, Rubio al posto di De Rinaldi. Si è entrato anche Borzi. Borzi scambia con Manrique, poi tira lui stesso Borzi, parato, riparte il Forte dei Marmi. Checchetto, 2 su di lui, gli tolgono la palla. Bello il servizio con la conclusione di Tabarelli, sulla quale esce bene Ignata. Dall'altra parte conclusione di Bozzetto, niente di fatto, ancora Sarzana in lotta, Bozzetto e Rubio, poi la pallina viene recuperata dalla squadra di casa con Borsi che giustamente rallenta, fa ragionare i suoi. Rubio, ancora il Sarzana, gioco fermo, alzata la stecca, punizione in favore del Forte dei Marmi, ma c'è il primo time out della ripresa chiesto dal Sarzana e quindi vedete mancano 14 minuti e 14 secondi alla fine. 2-1 lo stesso risultato del primo tempo, 4 i falli di squadra. Intanto vediamo
le azioni salienti della ripresa. 4 i falli di squadra del Sarzana, 1 quello del Forte dei Marmi. Parata di Corona in questa circostanza e anche in questa sulla conclusione di Ballestero. È la panchina del Sarzana inquadrata in questo momento, con Sergio Festa che gestisce i suoi. 4-1 il risultato di Breganza a favore del Follonica, invariati gli altri due parziali. Tornano in pista i portieri. Checchetto, Ballestero, Dualde, Bozzetto per il Forte, Borzi, Rubio, Manrique e Tabarelli per il Sarzana, gli uomini di movimento. Bozzetto fermato, riparte il Sarzana, Borzi supera in palleggio Checchetto, non riesce però a chiudere per la conclusione. Ancora Borzi, raddoppio su di lui di Checchetto, scivola poi il capitano rossonero, palla al centro di Bozzetto, poi conclusione quasi senza guardare di Dualde. Niente di fatto, Borzi, Rubio da fuori dalla metà pista, Manrique schiaccia Tabarelli, la palla finisce fuori, molto insidiosa questa deviazione di Tabarelli. Ancora il Sarzana, Rubio, Manrique, zona centrale della pista, scambia con Borzi, ancora Manrique prova a partire, attaccato da Ballestero, Borzi per Tabarelli, gran movimento. Siamo però, come vedete, sempre nella zona centrale della pista. Si intromette Bozzetto, lancia Dualde, mette al centro Dualde, però la finalizzazione del Forte dei Marmi non arriva. Ancora Bozzetto, Dualde, Checchetto, adesso sono i giocatori in maglia in completa tenuta bianca a gestire la pallina. Va alla conclusione Ballestero, c'è una deviazione forse di Dualde, ma Corona non si fa sorprendere. Borzi, scusate. Ballestero, Checchetto, ancora Ballestero più volte al tiro in questo secondo tempo, poi la pallina molto ben calibrata per Manrique, solo un pochino troppo lunga, riparte il Forte dei Marmi. Checchetto scambia con Dualde, conclusione di Checchetto, parata, ribatte Dualde, la palla si alza di poco, vicino al pareggio il Forte dei Marmi. Ancora Sarzana, Corona sta richiamando l'attenzione degli arbitri, evidentemente ha qualche problema il portiere ligure, però per il momento non si... La pallina schiacciata da Tabarelli, Gnata riesce a metterci una pezza. Sembra che si debba asciugare la visiera Corona, credo dalla mimica, non lo so se era quello il motivo. Continua a richiamare l'attenzione, ma il signor Galoppi non se ne avvede. E siamo arrivati a quasi 15 minuti dall'inizio del secondo tempo, con il Sarzana. Borzi cerca di chiudere il triangolo Tabarelli, ma non ce la fa questa volta. Ballestero, Bozzetto, ancora Ballestero, Checchetto, Dualde non riesce a alzare la pallina, Corona non si fa sorprendere, continua a sbracciarsi Corona, ma
non gli dà retta nessuno. Checchetto, Dualde ancora, niente parato, gioco fermo. Ah no, dice che c'è da asciugare davanti alla porta. Galoppi dice che ci posso fare e ora chiama gli inservienti a asciugare la pista davanti alla porta di Corona. Se c'era l'arbitro di una delle partite degli europei aveva fermato 10 minuti fa, perché una delle partite degli europei dell'Italia diretta da un arbitro portoghese è stata fermata un'infinità di volte perché ogni 3 tocchi di pallina c'era da asciugare la pista. Sistemata la porta davanti a Agnata scusate, a Corona, che abbiamo visto parare l'occasione di Dualde di qualche minuto fa. Si riprende con una pallina a 2. Ballester e Borzi. Alla meglio il Sarzana. Munné prova a supera la metà pista, poi chiama De Rinaldis che è rientrato adesso, cerca di farsi luce De Rinaldis, marcato da Checchetto. Ora Rubio, poi Munné ancora. Rubio, è entrato anche Raffelli nelle file del Forte dei Marmi. Finito il tempo dell'azione, riparte il Forte dei Marmi. Raffelli, Checchetto, Ballestero, ancora la squadra di Crudeli in area, c'è una mischia e l'arbitro fischia la punizione a favore del Sarzana per fallo di lunetta, credo di Raffelli. Rubio, Munné, De Rinaldis, scusate, Borzi. De Rinaldis è davanti ma non riceve ancora il passaggio. Borzi riceve invece Munné. De Rinaldis ora cerca di far filtrare la pallina per Munné, intercetta Raffelli che se ne va, chiama in azione Dualde. Checchetto, Ballestero, Raffelli, attaccato da Borzi, riesce a mantenere il possesso della palla, poi lo ferma Rubio. Riparte il Sarzana, conclusione di Borzi, pallina deviata, rimessa a favore del Sarzana, toccato per ultimo credo Gnata. No, palla a 2. No, appunto, rimessa del Sarzana. La mimica erano i 3 metri di distanza. Da De Rinaldis per Rubio. Borzi, ancora Rubio. Pallina al centro, Gnata la spazza, arriva Lopez, va sul fondo, attaccato da Borzi, allunga la stecca Corona e allontana. Borzi, fermato il gioco, rimessa per il Sarzana ma va rettificata, era un po' troppo avanti la posizione da cui il Sarzana aveva ripreso il gioco. De Rinaldis fermato da Ballestero. Raffelli, palla al centro, molto bella questa azione del Forte Rami, veloce però Corona non si fa sorprendere, intercetta prima e para dopo. Attentissimo Simone Corona.
portiere anche lui ormai di grandissima esperienza. Avrebbe avuto anche possibilità di tentare l'avventura all'estero, ma visto che con l'hockey non si mangia e lui di mestiere fa l'insegnante, è rimasto nella sua Sarzana. È buon per il Sarzana, chiaramente. È ancora la formazione ligure, Manrique, Munné, Manrique, Borzi, Manrique, Munné, Borzi, gestisce il gioco il Sarzana, il tempo passa, 6 minuti e 30, conclusione di Manrique, Gnata attento, poi dalla parte opposta si alza la palla fra Borzi e Dualde, niente di fatto, ancora Sarzana in possesso di palla però. Manrique sta gestendo il vantaggio, l'esiguo vantaggio il Sarzana, ma in questa fase la formazione ligure controlla il gioco, poi prova a intercettare Lopez, attenzione, riparte il Sarzana con Manrique, serve Munné, siamo agli sgoccioli dell'azione e c'è il gol! E c'è il gol, dovrebbe essere di Borzi a meno che non ci sia stata una deviazione. Il tiro era di Borzi, vediamo un po' il gol. Davide Borzi, il capitano, al 19esimo e 16 secondi. Gnata ingannato dalla posizione, mi pare, di Munné davanti alla porta, la pallina ha preso terra, o meglio ha preso la pista di fronte al portiere. Ecco, la rivediamo adesso, la conclusione, ha preso terra, no, è indubbiamente di Borzi, Munné era in posizione più arretrata e quindi terza rete del Sarzana quando mancano poco più di 5 minuti alla fine. Doppio vantaggio per la squadra di casa, che era reduce da una fase in cui aveva gestito abbastanza bene il gioco, e poi c'è stata questa conclusione di Borzi dalla grande distanza che ha sorpreso la retroguardia del Forte dei Marmi. Chiaramente 5 minuti e 44 secondi per difendere 2 reti nell'hockey possono sembrare pochi, ma sono un'eternità, o meglio, possono sembrare pochi per chi non conosce l'hockey, ma nell'hockey possono anche essere un'eternità. E il Forte dei Marmi quindi certamente ora però dovrà assumersi qualche rischio in più per cercare magari di riportarsi sotto. Vediamo come si svilupperà l'azione. Raffelli va per un'azione per Lopez, poi Raffelli, niente di fatto. Dalla parte opposta è il Forte Sarzana invece che va a impegnare Gnata con questa conclusione di Manrique. Finisce a terra Raffelli, gioco fermo, la rimessa è però per il Sarzana, probabilmente Raffelli ha toccato pallina con il corpo a terra, quindi rimessa in favore del Sarzana, De Rinaldis. Giro palla dei liguri che ovviamente cercavano di gestire la pallina, ma si è intromesso Ballestero e il Forte dei Marmi prova a riportarsi avanti. Niente di fatto, non arriva a Ballestero la pallina di Bozzetto, poi lo stesso Ballestero resta in pressing ma riesce comunque ugualmente a superare la metà pista il Sarzana. Applaude la tribuna rossoblù, gli incessanti mantengono il sostegno con le percussioni e adesso si fanno sentire ovviamente.
Gioco fermo, c'è di nuovo probabilmente da asciugare la pista, questa volta però dalla parte di Gnata. O meglio, dietro la porta vedete probabilmente dell'acqua proveniente dalla tribuna. È la tribuna dove ci sono i tifosi del Forte dei Marmi, tribuna degli ospiti. Meno numerosi i tifosi rossoblù, ma comunque non fanno mancare l'incitamento. Diciamo che certamente è stata bella, l'ho già sottolineato, ma mi fa piacere ripetermi, è stata una bella cornice di pubblico quella di questa prima giornata di campionato. Si può riprendere il gioco, è una serata abbastanza tiepida, quindi chiaramente con il sudore quando i giocatori vanno a terra, anche senza che magari arrivi l'acqua in pista, c'è bisogno di asciugare. È Sarzana in possesso di palla, deve gestire la pallina, può gestire la pallina per altri 20 secondi, recupera il Forte dei Marmi, prova a ripartire Raffelli, esce Gnata che poi va a caricare gli incessanti. Provvidenziale uscita di Gnata sull'azione, era solo Raffelli in contropiede e il portiere rossoblù ha messo la pallina fuori dal rettangolo di gioco. Forte dei Marmi ancora in possesso di palla, va a recuperare Raffelli, ci sono però 5 secondi e quindi aveva toccato per ultimo un giocatore ospite e quindi la sfera torna in possesso del Sarzana, che con 2 gol di vantaggio a 4 minuti e 3 secondi insomma comincia a vedere l'arrivo, anche se ripeto siamo troppo vecchi per pensare che un 3-1 a 4 minuti dalla fine sia un risultato acquisito. La rimessa è per il Forte dei Marmi, no, è per il Sarzana ancora. Ci ha pensato Manrique per Borzi, ancora Borzi attaccato da Bozzetto, Borzi finisce poi a terra, niente di fatto, l'arbitro fa proseguire Bozzetto, poi Raffelli cerca di mettere palla al centro, ce la fa per Lopez che non è, come vedete, in condizioni di poter tirare perché è marcato da Manrique. Poi Bozzetto ha di fronte De Rinaldi, prova ad andare Raffelli, gioco fermo, fallo su Raffelli. Siamo arrivati a 6 con i falli di squadra per il Sarzana, ma difficilmente si vedranno tiri diretti per somma di falli, almeno 3 minuti e 15 adesso alla conclusione. Raffelli, conclusione, Paragnata che era anche coperto, ottimo intervento con il guantone. Ancora il Forte dei Marmi, Bozzetto, ancora, scusate, non era Gnata ma era Corona, che poi si arrabbia alla seconda parata con i suoi, chiede più attenzione ai compagni di reparto. Corona, Raffelli perde la pallina, la riconquista su Munné, poi mette al centro Lopez si gira, chiude in uscita Corona, molto bravo anche in questa circostanza l'estremo difensore ligure. Manrique giustamente non parte a testa bassa, 2 minuti e mezzo mancano alla fine e il Sarzana riconquista una pallina preziosissima con Tabarelli. Positivo anche l'esordio di Tabarelli. De Rinaldis con gran mestiere cerca di tener palla nell'area avversaria, niente di fatto, riparte il Forte che deve cercare di verticalizzare. Ballestero si libera, va alla conclusione, Gnata. Corona ben piazzato, ancora Ballestero, Corona para, Ballestero a tu per tu col portiere, finisce a terra, gli frana addosso il giocatore, non dovrebbe essere niente di grave. Comunque gioco fermo, palla a 2, 1 minuto e 57
3-1 ancora il risultato per il Sarzana. Gioco fermo e c'è la ammonizione per Bozzetto, credo. Vabbè, per Ballestero. Ammonizione per Ballestero, cartellino giallo, avete visto. Tabarelli, 1 minuto e 50, De Rinaldi, scusate, poi deviazione molto bella al volo, volante di Tabarelli, ma Gnata, stavolta è giusto, il nome del portiere c'è. De Rinaldis, si intromette Bozzetto, De Rinaldis caparbiamente ancora, grande De Rinaldis in questi ultimi scampoli di primo tempo a gestire la pallina in avanti. Poi Rubio in difesa, prova a recuperare la palla Lopez, ci prova anche Bozzetto, niente di fatto. Ora sì, riparte Raffelli ha di fronte De Rinaldis, Ballestero da metà pista, Borzi questa volta ci mette la stecca impedendo al tiro di Ballestero di arrivare nello specchio della porta di Corona. Poi Corona, Lopez strattonato da Borzi e c'è il 7° fallo del Sarzana, ma mi pare più che giusta la decisione del giocatore ligure di fermare in qualche modo l'impeto offensivo. Conclusione di Raffelli, para Corona, arriva con una frazione di secondo di ritardo Bozzetto, la pallina ancora del Forte, tira Raffelli, niente di fatto, ancora Raffelli, perde la pallina ad opera di Tabarelli, prova ad alzare la sfera, Gnata esce e devia. Siamo all'ultimo minuto ormai, niente da fare, comunque difficilmente anche per uno sport come l'hockey il Forte dei Marmi riuscirà a segnare, o meglio a segnare 2 reti. C'è il gioco fermo con Corona che ha intercettato la conclusione di Bozzetto e resta a terra stremato il portiere ligure. Gioco fermo, bisogna asciugare la pista, mancano, vedete, 18 secondi e spiccioli in questo secondo tempo. Il Sarzana si avvia a conquistare i primi propri 3 punti. Chiaramente Crudeli non può tentare il quinto giocatore di movimento finché non si sa chi dei due avrà la sfera, perché se la Gnata è già pronta a uscire, però sembra che la conquisti il Sarzana, quindi Gnata resta fra i pali e infatti al Sarzana che viene avanti certamente non ha l'impellenza di segnare, anzi ha soltanto quella di gestire. Ormai il Sarzana porta a casa i primi 3 punti di questo campionato, battendo il Forte dei Marmi per 3-1 al termine di una buona partita ben giocata da ambedue le squadre. Primo tempo 2-1 con le reti di Munné, Checchetto e Borzi. Secondo tempo rete decisiva al 19° di Davide Borzi, che ha suggellato la prima partita, 3 reti per 3 punti per la formazione del Sarzana. Un Forte dei Marmi sicuramente che ha bisogno di lavorare di più perché è molto più rinnovato rispetto al Sarzana, però con tutto considerato credo che per la squadra di Crudeli siano più le note positive che quelle negative da questa prima uscita, al di là degli 0 punti. Del Sarzana c'è da dire che ha portato a casa un risultato importante, è sempre importante vincere la prima partita, specialmente se poi la si gioca in casa con un avversario storico come il Forte dei Marmi. Quindi il Sarzana bissa il risultato della regular season dello scorso anno, 2 gol di distacco, 2-0 all'ora, 3-1 stavolta, e chiaramente può guardare ai prossimi impegni con maggior tranquillità anche a livello di preparazione per quanto riguarda il lavoro di Sergio Festa. Da parte mia, da parte di Giulio Arnolieri, grazie per la visione, una buona serata, grazie alla regia, grazie a tutti e arrivederci prossimamente.